Prima delle due corse riservate alle Amazzoni, in onore della festa della donna di sabato, 1 LJ, 2 Vaumar, 3 Zingaro Gad, 4 Cruciale Min, 5 Catone Riscio, 6 Cesar, seconda linea, 7 da Granit Dipa, 8 Colorado Spring, 9 Elora Mo, 10 Corso del Nord, 11 Eros Gad, 12 Esotica Sì. Favori netti per Zingaro Gad, numero 3 Elena Bruniera in sediolo, macchina che accelera, veloce Zingaro Gad, ma veloce anche all'esterno Cesar. Sono i due più attesi, con il favorito al comando e il controfavorito Numero che 10, si impegna subito al Corsa suo del esterno, Nord, lungo la corda serra squalificato. sotto Vaumar. In vantaggio Zingaro Gad, insiste comunque all'esterno dopo i primi 200 già svelti in 14,6. Cesar che dopo 300 metri appariglia completamente l'avversario. I due tallonati da Vaumar, più indietro c'è Cruciale Min e via via tutti gli altri, 400 scusate, in 28,5. Sempre all'esterno Cesar, Zingaro Gad in vantaggio, Vaumar che rimane in scia, se ne vanno i primi 600 in 43,3. Con Catone Riscio, con Zingaro Gad che Numero si mantiene in 4, vantaggio su Cruciale Cesar Min, e Vaumar. Più indietro squalificato. c'è stata l'incertezza di Cruciale Min, superato da Elora Mo, poi ancora LJ e da Granit Dipa, 58,2 per gli 800, con Cesar che a questo punto è calato nettamente e il chilometro se n'è andato in 1,13,7 con Zingaro Gad che si mantiene in vantaggio nei confronti di Vaumar. Terza posizione per Elora Mo. Cavalli che sono ormai ai 400 conclusivi, sempre condotti da Zingaro Gad. Perso qualche battuta Vaumar che cerca di riportarsi sotto, ma Zingaro ha ancora 3 lunghezze abbondanti di margine e tende ad aumentarle. Più indietro Elora Mo. E quindi LJ, completamento della piegata, ingresso addirittura d'arrivo con Zingaro Gad che mantiene 2 lunghezze abbondanti di vantaggio, si avvicina a Vaumar, ma Zingaro Gad controlla la situazione fino in fondo, mentre al terzo posto finisce a centropista Colorado Spring. Il ritorno alla vittoria così per Zingaro Gad, Elena Bruniera in sediolo, 1,14,6 ragguaglio conclusivo con 31,3 a chiudere quando i giochi però erano ormai fatti. Corre bene anche Vaumar a rimorchio. La vittoria per Zingaro Gad, Elena Bruniera, Alessandro Raspante, scuderia Alele. Rivediamo le battute conclusive, una lunghezza sul palo separa Zingaro Gad da Vaumar, al terzo finisce Colorado Spring.